Ebbene, lo vedete questo bicchierino? Questo qui mi è stato dato questa mattina da due splendide ragazze, una si chiama Chiara e l'altra Alessandra, del bar Imposta. Giusto? Parlo giusto? Giusto. Bene. Allora pensate voi che io sono andato in posta questa mattina e poi mi è venuta voglia di un caffè. Sono andato al bar di fronte alla posta, che si chiama Bar Imposta, e ho chiesto un caffè. Me l'hanno dato, l'ho pagato, ho dovuto andare in macchina, bermelo in macchina perché il regolamento dice che se tu prendi il caffè, sì, lo puoi prendere per asporto, però te lo devi andare a bere a casa. Ma vi rendete conto in che situazione siamo presi? E allora l'Alessandra mi dice, ma io avrei qualcosa da dire. E allora vi lascio la parola. Vai Alessandra. Ma allora ti dico, siamo partiti ieri con così un po' allo sbaraglio, perché non sapevamo minimamente cosa ci sarebbe successo. Questa cosa del takeaway, questa cosa del domicilio, sì, è anni che noi lo facciamo, ma in maniera molto molto ridotta rispetto al nostro lavoro sul campo, quindi della gente che viene da noi. E trovarsi dall'oggi al domani così, senza, sì, ci sono regole, ma ci sono regole un po' strane, un po' interpretative e da interpretare, e quindi ci troviamo un po' in difficoltà, perché anche la gente che viene da noi non sa se può venire a bere il caffè, come dicevi tu prima. Sì, lo può prendere, ma deve andare a portarselo a casa, berselo in macchina, berselo per la strada, ma camminando, non fermo, perché se è fermo rischia la multa. Noi ai nostri clienti, che fortunatamente sono venuti in questi giorni, clienti e anche nuovi clienti, a tutti abbiamo detto sì, le faccio il caffè, mi raccomando non lo beva qui davanti, cioè camminando lo beva, perché sennò rischia le 300-400, non ho neanche idea, euro di multa, quindi insomma sarebbe un po', insomma, oltre al danno anche la beffa, mettiamola così. E niente, ieri è stata una giornata strana ma molto bella, ricca di emozione, e allo stesso tempo speriamo che continui, perché anche se per poco, per le persone che sono venute, che se stiamo a guardare, insomma, non abbiamo fatto tutti questi soldi, ma per noi sono stati soldi molto importanti. Allora cerco di interpretare, no? Bella, emozionante, perché c'è stato di nuovo il contatto con il cliente, cosa che vi mancava da 60 giorni. Certo. E chiaramente vedere anche entrare in cassa 20 euro in una giornata sembra di aver raggiunto il cielo, insomma, no Chiara? Giusto. E perciò speriamo. Continuiamo Vai. così, speriamo che la gente comunque venga a trovarci, a prendersi il caffè, e anche con la mascherina su, però fare un sorriso. Il sorriso con gli occhi vale a volte vale molto di più dei 100 euro in cassa, certamente. E poi ritrovare i nostri clienti è sempre bello. È quello. Alessandra, tu hai qualche altra considerazione da fare su questa situazione, su come procederà la riapertura? Guarda, siamo fiduciose che questa cosa si sistemi al più presto. Spero che l'andamento di questa brutta epidemia che c'è stata si plachi in modo tale che il mondo capisca che dobbiamo andare avanti, perché se da noi piccoli imprenditori, agli artigiani, insomma a tutti quelli che in questo momento e che sono stati fermi 2 mesi e che in questo momento stanno lavorando a singhiozzo, sono la base per poter andare avanti per tutti, perché abbiamo bisogno di lavorare per sopravvivere e per vivere dignitosamente. Brava.
Voi avete comunque la fortuna di avere una posizione, un posto dove passa tanta gente, o perché va in posta o perché va in altri uffici lì vicino a voi. Sì. Però è difficile arrivare comunque a fine giornata, pur facendo cassa, a mantenere 2 famiglie, perché voi lì mantenete 2 famiglie con grandi sacrifici, siete in 3 a lavorare, con grandi sacrifici. Magari ci fosse la possibilità di assumere anche qualcuno, però penso che quella non ci sia. E allora, per sfatare qualche, come si può dire, qualche immaginazione di personaggi che pensano che quando voi avete incassato 100 euro avete fatto i soldi, 100 euro penso che non bastino a pagare le spese, no, le spese pure, senza l'acquisto delle merci. No, perciò quando voi avete incassato anche col sorriso sulle labbra 50 euro in una giornata, piangete forte. Certo, assolutamente. Guarda, io in questa fase particolare, nel momento in cui io riesco a incassare anche solo i soldi per pagare l'affitto e le spese vive delle bollette, quelle che ci servono per mantenere il livello di sopravvivenza, noi siamo felici di più. Intanto riusciamo a fare qualcosa, perché in questi 2 mesi è stato 0 l'incasso, ma le spese hanno continuato ad andare avanti. Vale per me, vale per tutti, questo è un discorso che faccio per me, ma ci sono tanti colleghi che forse sono in una situazione ancora più grande, perché hanno anche più di qualche dipendente da dover gestire, e sappiamo tutti i problemi della cassa integrazione che non arriva a quant'altro. Quindi spero che questa cosa il prima possibile possa trovare delle soluzioni positive. Ecco, tutto qui. Ma voi siete riusciti ad avere qualche incentivo messo a disposizione dallo Stato? Guarda, sono arrivati a Chiara e a Cristian i soldi dei 600 euro di marzo, a me ancora no. Sono fiduciosa che insomma anche questi 600 euro per pagare una bolletta, per pagare un po' di affitto, non sarebbero male. Siamo tutti in attesa. Credo che altri tipi di incentivi, sinceramente, non so, magari, spero a fondo perduto, però, perché la possibilità di andare a fare un mutuo a tasso anche limitato non ha senso in questo momento, perché siamo già nella fase del debito, quindi comunque non ha senso andare a indebitarsi ulteriormente. Comunque voi siete giovani e scommetto che il raggio di sole che è entrato da ieri, di nuovo rientrato nel mondo, si può dire, perché tutto il mondo in queste condizioni, vi possa aiutare questo raggio di sole ad andare avanti e ad avere un futuro che sia migliore del periodo che abbiamo passato. Sì, ce lo auguriamo. Perciò io vi ringrazio della disponibilità, il tempo che mi avete dato. Sono comunque a disposizione, basta che mi chiamate per qualsiasi cosa, e Veneto Globe è a vostra disposizione. Ciao, grazie. Arrivederci. Grazie mille Bruno, ciao, grazie. Ciao. Ciao.